Incredibile svolta nell'indagine sul caso del corpo fatto a pezzi e trovato in sacchi sparsi nella Digetto a luglio. Ad uccidere e smembrare il 71enne di Badia Polesine è stata la moglie. La donna ha confessato, è stata arrestata, l'avrebbe ucciso per vendicarsi dei maltrattamenti. Non solo le bollette appese in vetrina, a Padova i commercianti arrivano ad accendere un cero a Sant'Antonio contro i rincari folli. Almeno il 10% dei negozi rischia di fermarsi. Da 9.000 a 35.000 euro la bolletta al comune di Fara di Soligo. La rabbia del sindaco: stamattina sono rimasto senza parole, un'altra sorpresa del genere e sarò costretto a chiudere il municipio. Dalla settimana corta alla razionalizzazione di spazi e rientri pomeridiani, l'emergenza energetica entra anche nelle scuole a 2 settimane dal via. 2 incidenti mortali in poche ore stamane a Peschiera del Garda e Cologna Veneta. Un 47enne esce di strada con la moto, un 70enne perde la vita nello schianto tra la sua auto e un tir. In 500 stamane a Sant'Andrea di Barbarana per i funerali di Sebastiano Marsoni, il 22enne musicista morto in un incidente stradale a poca distanza da casa. Alla soglia dei 70 anni, in pensione da 4, un ex cuoco padovano accetta la scommessa di riaprire una storica edicola di Padova. In Goia una lattina arrugginita, abbandonata e rischia di soffocare. Intervento di forestali e vigili del fuoco nella zona del lago di Sorapisa. Cortina ha salvato uno stambecco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Prima delle notizie di cronaca, subito il nostro sondaggio del lunedì dedicato al caro bollette. Bollette alle stelle, sospendere la campagna elettorale? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere, come sempre con una chiamata gratuita. I numeri che vedete in sovraimpressione. Il tema sta infiammando la campagna elettorale. Il risultato del sondaggio come sempre questa sera in diretta a Ring a partire dalle 21:15. Ed ora la cronaca con la clamorosa svolta nelle indagini sul cadavere fatto a pezzi e ritrovato smembrato in diversi sacchi nella Digetto in Polesine a fine luglio. Il 71enne sarebbe stato ucciso dalla moglie, che ha confessato. Sì, sono stata io. L'ho ucciso con l'accetta e l'ho fatto a pezzi in bagno. Una confessione che ha lasciato di sasso anche i carabinieri. Che il responsabile dell'orrendo delitto di Badia Polesine fosse da circoscrivere tra le mura domestiche era ormai chiaro agli investigatori, ma che Nadir Curti, 68 anni, messa alle strette di fronte alle prove, fosse così precisa nel ricostruire quei momenti di orrore è stato quasi uno shock. In queste ore la svolta nelle indagini sulla morte di Shefki Curti, 71enne albanese, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in sacchi della spazzatura a fine luglio scorso nella Digetto. Ucciso, ha raccontato la donna, per le violenze e i maltrattamenti che avrebbe subito nel tempo. Era il 28 luglio quando furono trovati dei resti umani nella chiusa del fiume della zona di Villanova del Ghebbo. Partite le indagini dei carabinieri, gli altri resti del corpo furono rinvenuti i giorni successivi, sempre in quel tratto del corso d'acqua. Secondo le ricostruzioni del medico legale, l'uomo sarebbe stato ucciso tra il 21 e il 22 luglio. Le condizioni dei resti, infatti, lasciavano presumere che fossero in acqua da poco tempo. Identificata la vittima, le indagini sono proseguite in ambito familiare. Superate le prime perplessità causate dall'efferatezza dell'omicidio, le tracce ematiche trovate in casa da Iris non hanno lasciato molti dubbi sull'identità dell'assassino, fino alla confessione. La donna ha raccontato di aver colpito il 71enne alle spalle con un'accetta mentre era in piedi in camera da letto. Poi ha smembrato il cadavere in bagno utilizzando diversi coltelli da cucina. Troppo pesante altrimenti il corpo da occultare. Maltrattamenti e dissapori tra i due erano emersi in fase di indagine. Ora bisognerà stabilire se il movente dell'esasperazione e della vendetta possano collimare con un delitto così efferato. La 68enne è accusata di omicidio aggravato e distruzione e soppressione di cadavere. Ricoverata per sintomi da disturbo delirante, si troverebbe nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Rovigo dal 12 agosto scorso, dove è attualmente piantonata. E torniamo ora al caro bollette. Quella di oggi è stata un'iniziativa davvero singolare da parte dei commercianti padovani che hanno portato un cero a Sant'Antonio. Questa è l'ultima spiaggia
quando si è veramente provati da un caro bollette che non riusciamo più a sopportare e sopperire come imprese, ma anche come famiglie abbiamo pensato bene di rivolgerci a Sant'Antonio. L'ultima speranza, affidarsi al santo per eccellenza, Sant'Antonio. Preoccupati e messi in ginocchio dal caro bollette, i commercianti padovani hanno portato un cero in basilica, consegnandolo nelle mani del rettore e stringendosi in una preghiera, un momento rimasto privato. L'iniziativa di Ascom Padova arriva come ennesimo tentativo di porre ancora una volta l'accento su un problema che renderà ancora più difficili i prossimi mesi. Le nostre imprese sono al collasso, non riescono a pagare la bolletta di luglio, non pensiamo a quella di agosto e quindi è con una prospettiva di avere un autunno che farà venire veramente i brividi dal freddo, perché terremo anche i termosifoni spenti. Secondo una stima del centro studi di Ascom Confcommercio, nei primi 6 mesi del 2023 sono oltre 3.500 le imprese a rischio chiusura e di conseguenza oltre 7.000 persone rischiano il posto di lavoro. Un effetto domino che si ripercuote sui consumi. La situazione di adesso invece, la guerra e i rincari energetici e di tutte le materie prime stanno portando naturalmente a un aumento dei prezzi delle case che vengono costruite e quindi la difficoltà ad accedere all'acquisto, ad accedere anche al mutuo, perché naturalmente le persone non sanno più se avranno lavoro nel prossimo futuro, visto che le aziende sono tutte in crisi e a rischio chiusura. I commercianti padovani sono terrorizzati dalla bolletta di agosto, come questo panificatore che a luglio ha fatto i conti con una bolletta di 7.900 euro. L'IVA di queste fatture corrisponde all'importo che ho pagato l'anno scorso. È una guerra proprio fra poveri. Una volta c'era il film che diceva pane, amore e fantasia. Adesso abbiamo creato questo, diciamo, pane, spese e debiti. Da 9.000 a 35.000 euro la bolletta arrivata al comune di Fara di Soligo e la rabbia del sindaco Perencin: se continua così le casse comunali non ce la faranno. Chiudo il comune, sentiamo. Quindi veramente una situazione drammatica per i comuni, drammatica per i cittadini, drammatica per le aziende. Non possiamo più aspettare e io sono pronto a fare anche qualche azione eclatante, come chiudere il municipio. Le bollette di energia elettrica per il comune di Farra di Soligo sono quadruplicate. Nel mese di luglio l'amministrazione si è vista arrivare per il consumo di energia elettrica degli edifici di proprietà comunale come scuole e palestre, oltre che per l'illuminazione pubblica, una spesa di 35.000 euro a fronte di un esborso nel 2021, sempre nel mese di luglio, di 9.000 euro. Ho avuto per un momento i brividi perché andiamo veramente in difficoltà e sono amareggiato, ma più che amareggiato veramente arrabbiato. Perencin ora sta pensando allora di chiudere il comune, garantendo i servizi essenziali per un piano di risparmio energetico imposto a causa dell'aumento enorme delle bollette. Se così va avanti saremo costretti a dover fare qualcosa di eclatante, anche a chiudere il municipio, perché non è possibile che ci siano costi così elevati dell'energia elettrica, e immagino e penso solo alla situazione che si trovano ad affrontare le famiglie e le aziende da qui ai prossimi mesi. Per ora si risparmia, ci dice il primo cittadino, eliminando l'aria condizionata, spegnendo le luci durante il giorno negli uffici, ma con i rincari dei costi dell'energia e quelli del gas nei prossimi mesi, quando si accenderanno i termosifoni di scuole ed uffici, i costi non potranno più essere sostenuti dalle casse comunali. Dovremo tagliare comunque dei servizi, a discapito di chi? A discapito della popolazione. Questa è una cosa che è inconcepibile. Un esempio che fa rabbrividire è questo: noi abbiamo una scuola che dobbiamo di fatto demolire, ed è chiusa. Lo scorso anno con 86 kW abbiamo pagato 26 euro il mese di luglio. Quest'anno con la scuola completamente chiusa e 0 kW 59 euro. 0 kW, 0 consumi, 59 euro di sole spese fisse. Per Perencin ci vorrebbero nuove risorse che lo Stato dovrebbe mettere a disposizione anche per un piano di trasformazione energetica, e in attesa di un improbabile cambio di linea al Comune non resta che tagliare alcuni servizi. La scuola ora dalla settimana corta alla razionalizzazione di spazi e rientri pomeridiani. L'emergenza energetica entra anche nelle scuole a 2 settimane dal rientro in classe degli alunni. Ne abbiamo parlato con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, alle prese con le nomine dei supplenti che
anche quest'anno resteranno ancora tanti, soprattutto per il sostegno. Il tema dell'emergenza energetica entra anche nelle scuole nell'imminenza della ripresa delle lezioni, con l'affacciarsi di proposte per risparmiare su luce e riscaldamento degli istituti. Accende il dibattito l'ipotesi della settimana corta. Ci sono degli enti locali che hanno in qualche modo lanciato anche l'idea della settimana corta, ma ovviamente con molta cautela, quindi facendo sempre riferimento ad una volontarietà delle scuole, quindi ad una scelta che alla fine deve partire dalla scuola e che comunque non deve comportare, questo diciamolo chiaramente, perché insomma sono state diffuse da questo punto di vista delle imprecisioni, alcune riduzioni del tempo scuola. Nessuna riduzione dunque del tempo scuola complessivo, ma una riorganizzazione nell'arco della settimana dell'orario, magari con rientri pomeridiani, come già fanno numerose scuole, circa un quarto degli istituti in Veneto che non prevedono lezioni il sabato. Ci sono anche misure intermedie che possono essere assunte. Anche i rientri pomeridiani possono essere organizzati gestendoli non su tutte le sedi con pochi alunni, ma su alcune sedi scolastiche, concentrando lì evidentemente gli alunni. Quindi ci sono comunque soluzioni intermedie che noi siamo e anche le scuole disponibili a studiare, ecco, senza comportare alcun sacrificio per la didattica. Sul fronte dell'assegnazione del personale si procede in queste ore a ritmo serrato per il conferimento delle supplenze annuali, che anche quest'anno restano molte. Entro agosto, comunque i primissimi giorni di settembre, gli uffici provinciali conferiranno tutte queste supplenze, che sono più di 15.000, comunque un numero piuttosto elevato per la nostra realtà. Circa la metà di questi supplenti sono insegnanti di sostegno, e questo accade sia per la mancanza di personale specializzato, sia perché molti dei posti di sostegno non sono posti consolidati nell'organico, ma sono conferibili solo per supplenza. Questo determina il fatto che sul sostegno noi abbiamo un numero di posti da conferire per supplenza che rimane sempre elevato, perché non vengono risolti a livello nazionale questi problemi di fondo. La politica, ora presentazione nella sede trevigiana del K3 dei 24 candidati veneti della Lega alle prossime elezioni politiche. Pochi trionfalismi e molte preoccupazioni per la crisi energetica, futuro dell'autonomia, ma soprattutto del possibile sorpasso di Fratelli d'Italia. Con un taglio dei parlamentari di oltre il 33% delle posizioni è normale che ci sia qualcuno che resta fuori e qualcuno che entra, e che magari qualche delusione in più rispetto all'altra volta ci sia. Ha spiegato così il commissario della Lega in Veneto la scelta dei 24 candidati alle politiche del 25 settembre presentati oggi ufficialmente al K3. Nonostante i sondaggi diano il centrodestra in netto vantaggio, l'atmosfera all'interno del carroccio non è certo trionfalistica come in passato. Pesa non poco il dato di Fratelli d'Italia, che potrebbe diventare il primo partito in regione. No, è una concorrenza giusta all'interno di una coalizione, quindi un'alleanza. Speriamo che tutti abbiano il giusto successo. Ecco, poi chiaramente noi della Lega speriamo di riuscire ad avere un voto in più. Non gioca certo a favore il fatto che la Lega si sia fatta scippare un nome importante come l'ex magistrato Carlo Nordio. Ha collaborato molto anche con noi sul referendum per la giustizia. Devo dire la verità, un po' dispiace che si sia candidato con Fratelli d'Italia, perché lo avremmo voluto sicuramente anche fra le nostre file se ci fosse stata la disponibilità. E quindi le priorità certamente divergono tra Lega e Fratelli d'Italia, con l'autonomia del Veneto a scalare dopo la crisi energetica che peraltro preoccupa e non poco la regione. Noi abbiamo due guai. Il primo, che mettiamo a pane d'acqua famiglie e imprese se non interveniamo, e quindi io spero che il governo intervenga velocemente. Il secondo guaio è che se non accadrà questo, noi avremo aziende meno competitive dei loro competitors a livello europeo, che avranno magari dei paesi, pensate ai francesi, che hanno pensato al loro futuro. Appoggio quindi al governo Draghi, perché magari copi la Francia nel camerare il prezzo del gas, ma subito dopo deve venire l'autonomia.
Armonia in coalizione da raggiungere mentre la Lega cercherà di aggiustare la propria. Non sono passate inosservate infatti le assenze del padre nobile Giampaolo Gobbo, che abita a 50 metri dal K3, così come l'ex segretario veneto Tony Da Re, il sindaco di Treviso Mario Conte, ma soprattutto Franco Manzato. C'è chi dice in polemica con la collocazione all'ultimo posto nel collegio proporzionale Veneto 1 con il suo commissario provinciale al secondo posto. Gianangelo Boff, senta, ma lei in una nostra intervista aveva detto che non aveva nessuna intenzione di andare all'estero, riferendosi proprio a Roma al Parlamento. Adesso cosa fa? Diciamo che il fatto di andare all'estero lo considero ancora come lo ritenevo in allora, cioè non avevo nessuna intenzione. Poi è arrivata la richiesta da parte dei vertici del partito di mettermi a disposizione per questo nuovo incarico, richiesta al quale, come ogni soldato della Lega, si risponde di sì. E sulla questione della crisi energetica che infiamma la campagna elettorale e la proposta della cosiddetta Pax energetica abbiamo parlato quest'oggi nel corso della prima edizione dei nostri telegiornali con Sara Moretto di Italia Viva, con Cristina Manes del Movimento 5 Stelle e Marco Piccoli di Italexit. Sentiamo. Noi siamo convinti che prima della campagna elettorale ci siano le urgenze delle persone, i problemi delle imprese e delle famiglie e che queste quindi debbano venire prima di tutto. Per questo Calenda aveva proposto di fermarsi un attimo, non perché non si debba proseguire con la campagna elettorale, ma per provare a trovare una soluzione unitaria. Fa davvero, lascia perplessi il fatto che oggi si appelli a Draghi, però chi qualche giorno fa l'ha fatto cadere, per cui tutta la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, che sono stati i responsabili della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Draghi, oggi sono gli stessi che invocano una soluzione proprio a Draghi e proprio dal governo. Quindi questa cosa stride assolutamente, credo che i cittadini capiscono la totale incoerenza di queste forze politiche. Noi eravamo con Draghi quando era al governo, continuiamo a essere al suo fianco. Ma dobbiamo fare un passo indietro, perché noi del Movimento 5 Stelle di questa emergenza e delle soluzioni per affrontarla ne abbiamo parlato già 6 mesi fa almeno. E diciamo che nel nostro documento che abbiamo consegnato a Draghi proprio per cercare di risolvere queste criticità c'è stato detto un grande no, al quale poi sono subentrate le conseguenze della caduta del governo. Lo scostamento di bilancio sicuramente è una operazione che noi chiediamo, che il governo Draghi potrebbe fare subito. Speriamo che non se ne lavi le mani, perché questo vuol dire veramente distrarsi dalle esigenze dei cittadini. Inoltre taglio dell'IVA sui beni di largo consumo e ovviamente il recupero degli extra profitti. Mancano all'appello 9 miliardi di euro. Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone è un progetto di pacificatori, non di pacifisti, quando improvvisamente scoppia una crisi in faccia a tutta una serie di provvedimenti che si allineano perfettamente a una linea politica di europeismo e atlantismo ideologico. È troppo comodo gridare allarme alla crisi energetica e costringere, come sempre succede in Italia, i soggetti più fragili alla fine della filiera, sindaci, enti, istituzioni, cittadini, imprese, a correre ai ripari. È stato sbagliato moltissimo della politica estera italiana negli ultimi 10 anni e per rifondarla secondo dei canoni più virtuosi è sicuramente necessario fare un discorso molto critico e molto scettico sulle politiche europee. Anziché inviare subito per direttissima armi e armamenti per la guerra in Ucraina, si poteva sicuramente intavolare un discorso di negoziazione, di dialogo con chi il gas, fino a prova contraria, non ce lo fornisce da ieri, ma ce lo fornisce da 20 anni, se non di più. La cronaca, ancora cronaca, con gli ennesimi incidenti stradali che si sono verificati sulle strade della nostra regione quest'oggi, 2 vittime in poche ore nel Veronese questa mattina. L'ultimo incidente in ordine di tempo, lo schianto a Peschiera del Garda lungo la regionale 11, poco dopo le 8 di stamattina, 3 in tutto, 2 vetture e un mezzo pesante, i veicoli coinvolti. A perdere la vita un uomo di 70 anni che guidava una delle 2 auto mentre
altre 2 persone sono rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave. 2 ore prima un motociclista 47enne era morto dopo essere uscito di strada in maniera autonoma a Cologna Veneta. Il mezzo ha preso fuoco subito dopo l'impatto e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Oltre 500 persone oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Sebastiano Marson nella chiesa di Sant'Andrea di Barbarana. Vai Seba! La risata di Sebastiano Marson, in arte sciaba, era veramente intensa, ti riscaldava il cuore. Così lo vogliono ricordare mamma Romana, papà Daniele, la sorella Maria e la fidanzata Benedetta, oltre che tutti gli amici che lo conoscevano molto bene e che sapevano quanto la sua musica potesse toccarti l'anima. Sempre sorridente, allegro e disponibile. Grazie. Centinaia hanno gremito la chiesa di Sant'Andrea di Barbarana questa mattina insieme al sindaco Alberto Cappelletto per dare l'ultimo saluto a Sebastiano e celebrare la vita del 22enne, scomparso tragicamente in un incidente stradale lo scorso 20 agosto. Visi stravolti dal dolore e il cuore lacerato da una morte tanto prematura quanto improvvisa. Ci accorgiamo che nulla più del silenzio può esprimere il dolore nostro e consolare il dolore degli altri. Sebastiano aveva fatto della sua passione una professione, animo allegro e pieno di vitalità. Nel giorno del suo funerale chi lo ama sceglie di ricordarlo con i palloncini e con la sua musica, perché questo non è un addio, ma solo un arrivederci. C'è una unità, che definisco esteriore, fisica, quella tra persone, riassunta da 2 semplici parole: vogliamoci. La sua amata chitarra, oggi appoggiata sul feretro di legno chiaro, continuerà a suonare perché un artista non va dimenticato. Una vita, quella del 22enne, contraddistinta da vicende non facili. Adottato in tenera età, ha saputo fin da subito integrarsi all'interno della sua famiglia. Un ultimo saluto a lui che era generoso e che sognava di poter restituire tutto ciò che aveva ottenuto alla comunità. E cordoglio nel mondo accademico e scientifico per la morte di Alessandro Carteri, tra i medici più noti della neurochirurgia nazionale. Era professore ordinario all'Università di Padova e primario fondatore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. È morto a 89 anni, colpito da un infarto improvviso nella sua casa padovana. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Nicolò giovedì 1 settembre alle 10. 2 mesi fa avevamo raccontato la chiusura della storica edicola di Corso Milano a Padova. Dopo un mese di serrande abbassate, il chiosco è in fase di riapertura. A provare l'avventura un giovane pensionato. Come mai hai deciso di prendere in mano questa edicola? Era un'occasione da non perdere, stiamo valutando se ne vale la pena un po' alla volta. Adesso vediamo l'incremento giornaliero, molto lento ancora, comunque abbiamo fede. L'ozio e le buone letture non sono congeniali a Giuliano Ceccon, che all'alba dei quasi 70 anni e dopo 4 anni di pensione ha deciso di rimettersi in gioco rilevando l'edicola di Corso Milano. Felice il signor Giuliano, felice il precedente proprietario che 2 mesi fa ai nostri microfoni aveva raccontato come la chiusura fosse inevitabile, ma un vero peccato. Che consiglio dà al signor Giuliano? Buona volontà di lavorare tanto come me, insomma, che qua ha soddisfazioni qua, comunque se uno lavora quelle soddisfazioni arrivano. Non teme gli orari, ci racconta il signor Giuliano, che spera in buone amicizie e buoni affari. Lei non è più un ragazzo, però. Lo so, però ho ancora voglia di fare. Non mi basta la pensione e devo ancora lavorare. E oltretutto non riesco a stare senza fare niente. O faccio qualcos'altro, se no un mestiere che a me piace. Lei cosa faceva prima?
prima ancora di andare in pensione, prima di pensione facevo il cuoco. Da 4 anni cioè mia moglie ha preso un'edicola, gli do una mano così a tempo perso. Adesso ho pensato di improntarmi da solo con questa avventura. In bocca al lupo allora. La ringrazio. Speriamo che crepi. Una vicenda a lieto fine ora che ci arriva dal Bellunese. Uno stambecco, dopo aver ingoiato una lattina di tonno abbandonata, stava per morire soffocato, è stato salvato. Vediamo. Se si risistema per domani la lingua è a posto, perché ripeto, c'è tanto edema, però poi pian piano. Rischiava di morire soffocato dopo aver ingoiato una lattina arrugginita. Fortunatamente la sua presenza non è passata inosservata alla Guardia Parco di Cortina d'Ampezzo, nei pressi del lago di Sorapis, a circa 2000 metri di quota, quando hanno notato lo stambecco ieri pomeriggio mentre barcollava agonizzante. In gola una scatoletta di tonno arrugginita abbandonata da tempo tra i boschi. A dare l'allarme la Guardia Parco e i carabinieri forestali. Immediato l'arrivo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 139 con a bordo un veterinario e una guardia provinciale. Dopo aver anestetizzato lo stambecco, il veterinario è riuscito a togliere dalla bocca la scatoletta di tonno che impediva all'animale di muovere la lingua. L'intervento, andato a buon fine, ha permesso al re delle Dolomiti di riprendere a saltare tra i suoi boschi sano e salvo. Bravo! Che bello. Ed era questo il nostro ultimo servizio. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra prima serata. Ring torna come ogni lunedì alle 21:15. Ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, Gianangelo Boff della Lega, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Zampiero della Zuanna del Partito Democratico, Luciano Bosco, Italexit e Luigino Rancan di Alternativa per l'Italia. Appuntamento dunque alle 21:15. Ed è tutto. Grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il meteo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Un impulso perturbato si avvicina all'Italia e marginalmente interesserà anche il nostro territorio a partire da mercoledì. Martedì 30 agosto, tuttavia, il tempo sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto prevale il sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio l'atmosfera diventerà via via più instabile. Avremo nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane con qualche acquazzone a carattere sparso. Nella notte qualche pioggia anche sulla fascia pedemontana e via via altrove. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo soleggiato con cielo sereno o velato. In serata sarà più variabile con occasionali rovesci. Temperature minime sui 19-24 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sole al mattino e dalla sera avremo maggiori annuvolamenti associati a temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.